Al principio del XVIII secolo, l'epoca in cui si riferisce questo racconto, il Giappone era diretto di fatto da una specie di viceré, denominato shogun. Da alcuni secoli il Mikado, imperatore per diritto divino, discendente della dea del sole, che risiedeva a Kyoto, aveva lasciato tutti i poteri effettivi allo shogun, che dimorava a Edo, l'attuale Tokyo. Alla fine di ogni anno, lo shogun mandava alla corte imperiale di Kyoto un messaggero con l'incarico di presentare i suoi omaggi e i suoi voti. L'imperatore contraccambiava inviando a Edo alcuni delegati coi ringraziamenti dello shogun. In occasione della visita di questi delegati si organizzavano grandi feste. Lo shogun sceglieva tra i nobili 2 funzionari incaricati di ricevere i rappresentanti dell'imperatore, con tutti gli onori prescritti da una rigida etichetta. Nel 1701 lo shogun Tokugawa Tsunayoshi affidò questo importante compito a 2 giovani di provincia, Asano Takumi no Kami, signore del castello d'Ako, e Date Saki Onosuke, signore del castello di Yoshida. Lo shogun ordinò loro di accettare l'incarico assicurandoli che sarebbero stati guidati nel delicato compito. Avrebbero infatti ricevuto istruzioni e consigli da un nobile anziano che aveva spesso partecipato a simili cerimonie, il ciambellano onorario Kira Kozuke no Suke. Kira era un funzionario stimato dai suoi superiori, sempre pronto non soltanto a eseguire i loro ordini, ma anche a soddisfare ogni loro desiderio, a indovinare addirittura le loro segrete intenzioni. Però tanto si mostrava docile e premuroso, persino a servire nei confronti dei suoi superiori, altrettanto era vanitoso, sprezzante, arrogante verso coloro che giudicava inferiori a se stesso. Kira appunto si gonfiava e si dava gran tono nel giorno in cui attendeva i 2 giovani nobili che dovevano ricorrere ai suoi consigli. Portava alta la testa ricoperta dalle boshi, il cappello di garza laccata, pavoneggiandosi in una veste da cerimonia di broccato azzurro cupo. Al suo fianco un famiglio, Bannai, cercava di imitare l'atteggiamento arrogante del suo padrone. I 2 giovani signori giunsero in un abbigliamento corretto ma più semplice. Il viso di Asano colpiva per quel raro insieme di energia, dolcezza, di dignità e modestia che vi era espresso. La buona volontà e il desiderio di far bene si leggevano invece sul viso di Date. Tutti e 2 si inchinarono profondamente dinanzi al vecchio signore, che rese saluto con aria noncurante e protettrice. Da domani cominceremo le lezioni che devo darvi, o giovani nobili di provincia. Temo però che dovrò faticare non poco per addestrarvi nelle usanze della capitale. Badate che qui non dovete affatto seguire le regole in uso nei vostri lontani castelli. Fremo al pensiero degli errori in cui potrete incorrere qui, alla corte dello shogun, dove vengono osservati le tradizioni più aristocratiche. I 2 signori salutarono e si ritirarono in tempo per udire Kira che diceva a Bannai senza preoccuparsi di abbassare molto la voce: «Chiari impacciata, come sono ridicoli! Non posso fare a meno di ridere osservandoli. Sono sicuro che all'arrivo dei delegati imperiali si comporteranno con la correttezza di un cagnolino impazzito sopra d'un tetto». Bannai, alle parole del padrone, si contorceva dalle risa. I 2 signori impallidirono per l'oltraggio subito, cercando di dominarsi, non osando confessarsi l'un l'altro l'intensità della collera che agitava i loro cuori. Si prepararono senza scambiarsi alcuna impressione sulla singolare accoglienza fatta loro da Kira. Date chiamò il suo consigliere privato, Honzo. Dopo avergli fatto promettere di conservare il segreto, gli confidò l'affronto subito. «Mi sono dominato perché mi trovavo nel palazzo dello shogun, dove è proibito sotto la pena di morte brandire la spada. Ma so benissimo che non sopporterei una seconda volta un atteggiamento così insultante. Se Kira ricominciasse a trattarmi come ha fatto, lo ucciderei. Poco importerebbe se poi ci dovessi rimettere la vita. Avrei però salvato l'onore. Avrei compiuto il mio dovere di guerriero verso la mia spada, la quale non può rimanere nel fodero quando il suo padrone viene oltraggiato». Honzo fece finta di approvare il suo giovane signore, ma poi rifletté al mezzo di salvarlo. Sapeva che Kira era avido e pensò di servirsi di quella passione per agire sul vecchio nobile. Senza dir nulla a Date, raccolse tutto il denaro che poté trovare e comprò dei doni costosi. Si fece annunciare innanzitutto a Kira, lo ringraziò dei consigli che il suo signore avrebbe ricevuti dalla preziosa esperienza del ciambellano onorario. Poi, in nome della moglie e dei vassalli del suo signore, gli donò 30 rotoli di stoffa e 50 lingotti d'oro. Fece scivolare inoltre un po' di denaro nelle mani di Bannai. Kira, abbagliato, dichiarò che non sarebbe stato cortese da parte sua rifiutare quei regali e incaricò Honzo di ringraziare la moglie e i vassalli di Date. Sfortunatamente,
Asano non aveva con sé un consigliere altrettanto abile come Honzo. Infatti giudicò opportuno fare un dono a colui che doveva istruirlo, ma ritenne fosse più cortese inviare un regalo che avesse più valore artistico che di alto prezzo. Fece quindi portare al ciambellano una scatola di lacca, dipinta dal grande pittore Korin. Ma Kira, confrontando il valore commerciale degli altri regali con quello dell'oggetto artistico, fece un sorriso sprezzante. L'indomani Date giunse per primo all'appuntamento. Aveva le ciglia aggrottate e spesso appoggiava la mano sull'impugnatura della spada. Kira gli andò incontro con grande affabilità e si affrettò a dirgli: «Arrivate per tempo. Mi congratulo per il vostro zelo. Scusate se ieri sono stato poco cortese con voi. Talvolta sono di cattivo umore e non bisogna risentirsene. E poi ho voluto provare la vostra pazienza. Ma oggi desidero farvi le mie scuse». A Date non restò che inchinarsi a queste manifestazioni di gentilezza. Dopo qualche istante giunse Asano. Kira lo squadrò con alterigia. «Siete in ritardo. Il signor Date è giunto in anticipo. Voi siete il suo opposto. In tutto. Ignorate che l'esattezza è il primo dovere dell'educazione? Per quale motivo siete così in ritardo? Vi siete fermato forse a bere del sakè?» Asano divenne pallido, ma ebbe ancora la forza di dominare la propria collera e si scusò. Durante le lezioni che seguirono, Kira cercava sempre di favorire Date. In confidenza gli dava i consigli più utili, invece lasciava Asano all'oscuro delle più importanti regole dell'etichetta e faceva di tutto per fargli commettere degli sbagli, affinché cadesse in disgrazia. Padrone di se stesso, Asano non lasciò trapelare i sentimenti che l'agitavano. Faceva ogni sforzo per mostrarsi deferente verso il vecchio nobile, sotto la cui direzione lo shogun l'aveva posto. Giudicava che quello era il suo dovere ed egli aveva l'abitudine di compiere tutto quanto riteneva dovere. Ma Kira mal interpretava il suo atteggiamento, lo attribuiva a timidezza e a viltà. Nell'umiliare quel suo inferiore, che gli si inchinava, provava un piacere sempre più vivo. Gli invitati imperiali arrivarono. Quel mattino tutti i nobili erano ad attenderli nel quartiere denominato Salone dei Pini. Sui muri, magnifici pannelli laccati rappresentavano, su sfondo dorato, degli alberi verdi dai rami artisticamente contorti. Dinanzi a quell'aristocratica assemblea, Kira attaccò Asano. «Sembrate sperduto in questa corte, piccolo nobilastro di provincia. Certo, nel vostro lontano castello siete come un carpione in un pozzo. Poiché non conosce nulla, il carpione pensa che non v'è al mondo angolo più bello di quel pozzo alto 3 o 4 piedi. Ma ecco, arriva qualcuno che ha cura del pozzo, con un secchio solleva il carpione e inavvertitamente lo getta nel fiume. Dapprima il carpione è affascinato di trovarsi in quel grande fiume, ma poi, ebbro di gioia, non sa dove dirigersi e toc! Urta contro il pilastro di un ponte e crepa. Ecco, voi siete un carpione di quella specie. Povero carpione, povero nobiluccio di provincia». Allora Asano non si contenne più. Alzando la voce esclamò: «Ah, voi mi confrontate a un carpione? Me, Asano Takumi no Kami, signore del castello d'Ako». Kira non rispose alla domanda. Sorrise sdegnosamente, ma non lasciò la sua vittima. «Il nastro delle mie scarpe è disfatto. Rifatelo. Già, voi tanghero di campagna, non sapete fare neppure quello che fa il più umile servo». Era troppo. Asano sfoderò la spada e colpì alla fronte il suo insultatore, ma la botta fu attutita dall'acconciatura da cerimonia. Kira fu ferito leggermente, ma cadde al suolo. Asano allora lo colpì sulla spalla. Kira si rialzò e fuggì. Asano gli corse dietro, ma alcuni signori intervennero e fermarono il giovane. «Disgraziato! Non sapete che pena la vita è vietato brandire la spada nel castello dello shogun?» Asano lo sapeva benissimo, ma aveva preferito difendere l'onore a prezzo della vita. Una nobile espressione di fierezza illuminava il suo volto. Lo shogun, irritato che un simile incidente fosse avvenuto proprio alla presenza degli incaricati imperiali e per colpa di uno degli signori disegnati ad accoglierli, nominò immediatamente un altro nobile al posto di Asano. Ordinò che costui fosse condotto subito nella dimora di Tamura Sakio Dayu, signore del castello di Ichino-no-Seki, a Edo, e affidato alla sua sorveglianza. Alcuni giorni dopo, al castello di Ichino-no-Seki, giunse un inviato dello shogun. Egli si avvicinò, grave, solenne. Asano lo ricevette vestito della casacca a lunghe maniche, la hori, che era di moda a quel tempo. Lo salutò e gli disse: «Vi ringrazio d'essere venuto da parte dello shogun. Ascolterò umilmente il messaggio che mi avete portato. Poi, se permettete, vi offrirò qualche rinfresco. È un pensiero gentile da parte vostra, ma temo che la bevanda passerà con fatica nella vostra gola quando avrete ascoltato l'ordine di Sua Signoria. Ecco ciò che ho il rammarico di comunicarvi.
per esservi lasciato trasportare da un risentimento personale brandendo la spada nel palazzo dello shogun, senza tener conto del luogo dove eravate, né dell'alta funzione che dovevate esercitare, siete condannato a morte. Per grazia particolare non sarete impiccato, ma siete invitato a fare seppuku. I vostri beni saranno confiscati, i vostri vassalli dovranno disperdersi. Asano salutò senza turbarsi, anzi sorridendo disse: aspettavo la condanna, sono pronto. Si alzò, tolse la spada, levò la lunga veste alla moda e apparve nel costume prescritto per la funebre cerimonia. Una veste bianca. Su quella veste non figurano più i soliti emblemi di famiglia. Ammiro il vostro coraggio, disse l'inviato dello shogun. Devo rimanere qui per assistere all'esecuzione, ma voi potete prendere tutto il tempo che vi occorre per prepararvi alla morte e per dare ai vostri amici e ai vostri vassalli le istruzioni che desiderate. Mio unico rammarico, rispose Asano, è quello di non aver ucciso Kira. Mio unico desiderio è di intrattenermi un momento coi miei paggi Kataoko e Senpei. L'inviato dello shogun accordò al condannato quest'ultimo favore. I paggi avevano gli occhi umidi di pianto quando Asano rivolse loro le sue ultime parole. Fra poco assisterete alla mia morte. Ringrazio te, Kataoko, di aver già portato al castello d'Ako il messaggio annunciante l'incidente del Salone dei Pini e di essere tornato tanto presto per metterti a mia disposizione, o perlomeno per congedarti dal tuo signore. Ora è a te, Senpei, che do l'incarico di recarti rapidamente al mio castello per comunicare la notizia della mia morte al capo dei miei vassalli, amministratore del mio castello, Oishi Kuranosuke. Gli consegnerai il pugnale col quale mi tolgo la vita. Gli dirai che muoio assassinato dal mio nemico Kira. Egli comprenderà qual è il suo dovere. Poi Asano si preparò a morire. Venne portato un vassoio di legno grigio su cui era un tanto avvolto in carta bianca. Asano, calmissimo, si inchinò un'ultima volta davanti al rappresentante dello shogun. Si sedette dinanzi al vassoio, aprì alquanto la veste bianca che lo copriva, prese il pugnale nel mezzo della lama e si praticò nel ventre l'incisione prescritta e cadde avanti senza vita. Senpei non si concesse tregua finché non ebbe comunicato la triste notizia a Oishi Kuranosuke, capo di samurai vassalli di Asano. Costui era un giapponese di tipo popolano, ma il suo volto esprimeva una grande energia e si intuiva in lui una forza eccezionale, unita ad una sagace intelligenza. Oishi, quando ebbe appreso la morte del suo signore, convocò al castello d'Ako i 300 samurai d'Asano e alla presenza bruciò dell'incenso alla memoria del defunto. Poi interrogò l'assemblea su quello e su come conveniva agire. Non possiamo certo, disse uno, consegnare il castello allo shogun, il quale ha condannato a morte il nostro capo. È vero, approvò un altro. Difendiamo il castello, difendiamolo fino alla morte. Ma, intervenne Oishi, ritenete veramente che il vostro dovere sia quello di ribellarvi allo shogun? Credete così facendo di obbedire alla volontà del nostro capo? Credete in tal modo di dar pace al suo spirito? Era forse lo shogun il nemico del nostro padrone e quindi nostro nemico, o non piuttosto Kira? Sì, è giusto, approvarono alcuni vassalli. È Kira che dobbiamo assalire nel suo castello. Un moralista ha detto, aggiunse Oishi, non si può vivere sotto il medesimo cielo con l'insultatore del proprio padrone, tanto più quando questo insultatore ne è l'assassino. Si impone quindi immediatamente il dovere di vendicarlo. Sapete che Kira è un vigliacco?
sta certamente in guardia e non possiamo impossessarci con la forza del suo castello. D'altronde questo sarebbe necessario per colpire la sua persona. I vassalli, scoraggiati, si limitarono a decidere che non avrebbero opposto resistenza all'incaricato dello shogun che fosse venuto a prendere possesso del castello. Ormai essi dovevano dividersi, giacché cessavano di essere i samurai di un daimyo. Erano diventati guerrieri senza capo, i cosiddetti ronin. Tuttavia, Oishi approfittò della riunione per studiare meglio i sentimenti di quei vassalli e valutare le loro forze. A una cinquantina di essi chiese di non disperdersi prima di aver ricevuto le sue disposizioni. Intanto fece fare a Edo, dove risiedeva Akira, una rapida inchiesta. Seppe così che quel vile signore, temendo la vendetta degli amici e dei vassalli della sua vittima, aveva fatto fortificare il proprio castello, al fine di renderlo inespugnabile. A difenderlo erano state poste numerose guardie, al comando del suocero del castellano. Nessuno veniva assunto al servizio di Kira, sia pure come semplice domestico, se non era nato nel dominio, o almeno se dopo una rigida inchiesta non avevano garanzie sulla sua fedeltà. I custodi avevano l'obbligo di fermare, interrogare minuziosamente e poi sorvegliare tutti coloro che arrivarono al castello. Agli stessi mercanti veniva spesso vietato l'accesso, se non al giardino, almeno alla casa. Oishi si convinse quindi che bisognava aspettare prima di compiere l'opera di vendetta, bisognava guadagnare tempo e sopire i sospetti di Kira. Il primo vassallo di Asano riunì quindi quei samurai che gli sembravano maggiormente devoti alla memoria del defunto signore. Li contò, erano 47. Accettarono così di consacrare la vita e la morte al dovere che si erano imposti per amore e fedeltà verso il loro signore defunto. Alcuni di essi decisero, per quel dovere, di sacrificare il loro stato di guerrieri, il che, dal punto di vista del codice militare in vigore fra loro, rappresentava un discredito. Altri divennero artigiani, altri ancora commercianti. Questi falegnami, questi fabbri, questi mercanti si stabilirono a Edo. Cercarono il modo, riuscendovi talvolta, di entrare nel castello di Kira per studiarne la disposizione interna, per conoscerne i giardini, i corridoi e per avere informazioni sullo stato d'animo di coloro che vi abitavano. Uno dei Ronin ebbe una fortuna insperata. Sposò la figlia dell'architetto che aveva riparato e fortificato il castello del vecchio Kira. Approfittò quindi della sua situazione propizia per mettere le mani sulla planimetria del castello in possesso del suocero. Tutto vi era minutamente segnato. Le porte, i muri, gli edifici principali e le dipendenze, i magazzini, i depositi dei combustibili. Altri Ronin viaggiavano per il Giappone senza perdere i contatti con Oishi. Il capo della cospirazione sapeva benissimo che per lungo tempo sarebbe stato sorvegliato dalle spie ninja di Kira. Cercò quindi di far sapere a tutti quelli che avevano interesse ad ascoltarlo che aveva deciso di rinunciare a qualunque vendetta. Non voglio più avere a che fare con le armi, diceva a coloro che incontrava, sia al castello d'Ako sia a Edo. Ho venduto sciabole, archi e frecce, voglio vivere ormai da pacifico borghese. Comprerò casa, lontano da qui, a Yamashino, presso Kyoto. Posseggo un po' di denaro, lo presterò ai contadini e vivrò con gli interessi che mi pagheranno. Trascorrerò così il resto della vita senza altra preoccupazione che quella di ammirare le bellezze della natura. Oishi fece come aveva detto. Appena si fu installato nei dintorni di Kyoto, incominciò a godersi la vita. Trascorreva i giorni nel quartiere Gihon, nella famosa casa da tè Ichiriki, tra quelle cantanti e danzatrici chiamate geishe. Nessuno beveva sake quanto lui, nessuno era perennemente ubriaco come lui. Ogni tanto al mattino qualche serva caritatevole lo riconduceva tentennante fino alla porta della sua casa. Talvolta cadeva ubriaco fradicio all'angolo di una strada. Un giorno un guerriero di Satsuma lo scorse in quello stato e si indignò. Invece di preoccuparti unicamente di vendicare il tuo padrone, dimentichi i tuoi doveri e ti dai alla crapula. Vigliacco, bestia immonda, indegno del nome di samurai. Sputò su Oishi e gli diede un calcio. Anche la moglie di Oishi incominciò a preoccuparsi dell'esistenza che suo marito conduceva. Un mattino egli tornò a casa ubriaco, sorretto da una geisha. Appena furono soli, la moglie gli disse: al tuo arrivo qui mi hai detto, è vero, che avresti fatto mostra di vivere gozzovigliando per allontanare i sospetti di Kira, ma ora sto per chiedermi se invece non conduci questa vita per tuo piacere. Mi permetto di supplicarti di moderare un poco la tua condotta. Come? Gridò l'uomo ubriaco. Ti permetti di darmi consigli? Chi te ne dà il diritto? Se la vita che conduco non ti garba, non ci resta che separarci. Ne ho abbastanza di te, ne ho abbastanza di tuoi piagnistei. Ormai sei vecchia e io desidero una sposa giovane. Divorzieremo e domani abbandonerai la casa. E così, l'indomani, l'infelice se ne andò conducendo con sé i figli più piccoli. Rimase soltanto il maggiore, da cui il padre non voleva separarsi.
Quando fu sicuro di essere solo, assolutamente solo nella sua casa, Oishi diede libero sfogo al proprio dolore. Guardando il posto dove di solito sedeva colei che aveva scacciata, non poté trattenere i singhiozzi. Colei che era partita, l'unica donna che aveva veramente amata, l'aveva ripudiata con lo scopo di disonorarsi maggiormente agli occhi di tutti. Ma quella separazione rappresentava il sacrificio più crudo da lui compiuto per la causa alla quale aveva consacrato tutto se stesso. Della vita scandalosa che conduceva Oishi da 2 anni, Kira era stato informato da tutte le spie al suo servizio. Il vecchio nobile, che ormai desiderava di poter riprendere un'esistenza normale, mandò a Kyoto il suo accolito Bannai. Costui riuscì a corrompere un samurai, buon conoscente di Oishi, che accettò l'incarico di interrogare quest'ultimo in confidenza. Il samurai riferì il colloquio a Bannai, il quale aveva ricevuto altre informazioni concordanti fra loro. L'accolito di Kira corse a Edo per portare la buona notizia che i vassalli di Asano avevano rinunciato a far vendetta. Il vecchio nobile si rassicurò del tutto, accolse con maggiore facilità i visitatori, licenziò metà delle guardie, felice di poter conseguire in tal modo una discreta economia. Per mezzo di un ronin, un commerciante di stampe insediato nel castello di Kira, Oishi venne a sapere che le precauzioni erano diminuite e la sorveglianza allentata. L'ora della vendetta era vicina. Il capo della cospirazione inviò per mezzo di emissari sicuri a tutti i congiurati l'ordine di riunirsi in grande segreto a Edo. Tutti i ronin risposero all'appello di Oishi e così si trovarono riuniti a Edo. Quelli di loro che nel frattempo erano diventati artigiani o commercianti ripresero con gioia la spada di samurai. Erano state approntate altre armi, non mancava nulla, bisognava solo attendere l'occasione favorevole. Prima di tutto bisognava essere certi che Kira fosse in casa al momento dell'attacco. Il vecchio nobile, da quando aveva riacquistato fiducia, si concedeva le distrazioni che un tempo gli erano state care. Era sempre stato e ridivenne un seguace dello Shano-yu, la cerimonia del tè. Uno dei ronin seppe così che il vecchio nobile aveva deciso di organizzare una festa del genere per la sera del 20 gennaio e aveva già invitato alcuni amici. Sicuri ormai che l'avversario sarebbe stato in casa al momento opportuno, Oishi decise che l'assalto avrebbe avuto luogo quella notte. La vigilia, egli riunì segretamente i congiurati in un alberghetto riservato soltanto per loro. Dopo aver fatto uscire con qualche scusa tutto il personale di servizio, Oishi disse ai suoi amici: «Sono trascorsi più di 2 anni dalla morte del nostro capo. Egli ha atteso troppo tempo, ma ora avrà la giusta soddisfazione. Voi siete buoni samurai, siete fedeli vassalli. Conosco i sacrifici fatti dalla maggior parte di voi per il compimento del dovere. È giunta l'ora dell'ultimo e maggior sacrificio. È giunto il momento di dare la vita per il nostro Signore. Siete pronti?» «Siamo pronti», risposero i samurai, battendo sul fodero della spada. Oishi continuò: «Noi dobbiamo vendicarci soltanto su Kira. Vogliamo una sola testa. Faremo di tutto per non uccidere né vecchi, né donne, né bambini. Sarebbe veramente deplorevole se venissero soppressi degli innocenti. Tuttavia, è probabile che qualcuna delle guardie opporrà resistenza. Allora saremo obbligati a fare quanto è necessario». «Giustissimo», approvarono tutti insieme i ronin. Oishi tracciò il piano d'attacco. Appena entrati nel castello, i ronin si sarebbero battuti al suono del tamburo di guerra. Se qualcuno di loro avesse trovato Kira, avrebbe mandato un fischio e tutti gli altri si sarebbero avvicinati. L'indomani sera la neve cadeva a larghi fiocchi, il vento soffiava, su tutte le cose era diffuso un tenue chiarore lunare. All'ora convenuta, mezzanotte, i ronin uscirono dall'albergo dove si erano riuniti ed armati. Procedevano per le strade solitarie, silenziose, ovatate di neve. Giunsero davanti all'entrata principale dipinta in rosso del castello di Kira. Il gruppo che doveva attaccare dalla parte posteriore si separò dal gruppo condotto da Oishi. Vennero gettate le scale di corda. 2 ronin si arrampicarono sui comignoli del muro coperti di neve, discesero dall'altra parte, strapparono il chiavistello della porta e la spalancarono. Il primo gruppo di congiurati penetrò come un turbine nel castello. I custodi implorarono grazia e furono risparmiati, ma nel giardino le guardie di Kira si lanciarono contro gli assalitori e il combattimento si impegnò sotto la neve che continuava a cadere. Una guardia riconobbe con grande stupore uno degli avversari. Era un mercante di sakè che aveva frequentato negli ultimi 2 mesi. «Voi, il mercante di sakè, Hanami Inosuke!» «Il mercante di sakè», rispose quest'ultimo, «era in realtà il samurai Sato Yomoshichi. Non dimenticate il mio nome».
e portate con voi all'altro mondo questa rivelazione. Tutte e due si batterono vicino a uno stagno gelato e Ronin vi cade rompendo il ghiaccio, ma un suo camerata uccise l'avversario con un colpo di spada e aiutò il compagno a venire fuori dall'acqua. Un altro Ronin, di nome Hara, fece altri atti di valore. Attaccato da due avversari, strappò loro le armi, li fece stramazzare con un calcio e li ferì uno dopo l'altro. A un dato momento i due gruppi poterono riunirsi. La battaglia era alla fine. Sul terreno giacevano 16 guardie morte e 23 ferite, ma durante il combattimento Kira non si era visto. I Ronin invasero gli appartamenti, risparmiarono le donne che al loro apparire urlavano e i bambini che gemevano, ma le ricerche furono vane. Kira non fu trovato. Che quel vigliacco fosse fuggito durante il tumulto, un Ronin di nome Jutaro ebbe l'idea di toccare le coperte tra le quali Kira doveva essersi coricato. Erano ancora calde, il che significava che il nemico non doveva essere lontano. Un grande dipinto su seta era appeso sul fondo della stanza. Jutaro lo colpì con la spada, ma dietro non c'era il muro. Il quadro nascondeva un passaggio. Il Ronin si precipitò dentro quel varco. Il passaggio conduceva ad un cortile dove erano alcune dipendenze, fra cui un magazzino di legna e di carbone. Il Ronin vi entrò, scorse un uomo in camicia da notte che cercava di nascondersi dietro ad alcuni sacchi. Lo afferrò per il colletto e lo trasse fuori. Il vostro nome? L'uomo tremante non rispose. Avvicinata alla lanterna si poté distinguere il volto scialbo di un uomo di 60 anni. Si udì un fischio e tutti i Ronin accorsero. Deve essere proprio Kira, disse Oishi. Basta esaminare se sulla testa ha i segni delle ferite fattegli dalla spada di Asano. Sì, ecco una cicatrice, non c'è dubbio. Il vecchio rimase in silenzio, mentre un sudore freddo gli scendeva sul volto. Oishi gli si inginocchiò davanti e disse con voce solenne: mi inchino davanti alla vostra età e al vostro grado. Vi preghiamo di scusare il trambusto che abbiamo portato nella vostra onorata casa. Ma avrete capito perché siamo qui. Abbiamo l'onore di essere i vassalli del nobile Asano Takumi no Kami, signore del castello Dako. Siamo venuti a vendicare il nostro padrone e voi certo comprenderete la giustizia della nostra causa. Ora, da bravo, ci darete la vostra testa. Vi invitiamo a fare harakiri, come per colpa vostra ha dovuto farlo il nostro capo. Inebetito, quel vecchio dal cuore di pulcino pareva non comprendere le parole che gli venivano rivolte. Guardava a destra e a sinistra, a un tratto scorse un passaggio e credette libero e tentò di fuggire, ma fu fermato. Allora Oishi brandì un pugnale, quel pugnale che era servito per il suicidio di Asano, e colpì Kira e concesse a Jutaro l'onore di decapitarlo. Sorgeva ormai il mattino. I Ronin si riunirono e sfilarono in corteo condotti da Oishi, che portava il pugnale di Asano e la testa di Kira. In perfetto ordine attraversarono Edo per recarsi sul cimitero che dipendeva dal tempio Sengakuji, nel quale riposava il loro padrone. Al loro passaggio la gente guardava stupita, ma quando si seppe la causa del loro delitto, tutti applaudirono. Vendicare il proprio padrone era considerato a quei tempi un dovere così alto e nobile da far superare l'orrore che destava un assassinio. La notizia dell'esecuzione di Kira era giunta fino al tempio Sengakuji prima che il corteo fosse giunto. L'abate capo della comunità accolse personalmente i congiurati e li condusse sulla tomba del loro signore. Oishi lavò la testa sanguinante di Kira nel pozzo del tempio. Un inferiore deve presentarsi pulito davanti al superiore, e al presente Kira era inferiore ad Asano. Poi il capo dei congiurati salutò 3 volte la tomba del proprio signore e disse: ho l'onore di informare lo spirito sacro del defunto nostro signore Asano Takumi no Kami che col pugnale che egli stesso adoperò abbiamo dato il colpo di grazia al nemico, del quale ora io gli offro la testa. Prego la signoria vostra, che riposa sotto questo letto di erbe e di foglie, di voler accettare il dono. E bruciò un po' di incenso in onore del morto, finalmente vendicato. Poi, rivolgendosi all'abate di Sengakuji, disse: volete farci l'onore di sotterrarci vicino al nostro padrone quando a nostra volta avremo fatto harakiri? Fidiamo nella vostra bontà. L'abate promise con le lacrime agli occhi. Secondo il codice cavalleresco di allora, la vendetta era considerata un dovere sacro, ma la legislazione proibiva l'omicidio. Perciò i 47 Ronin ricevettero dallo shogun l'ordine di fare seppuku. Furono tutti sotterrati nel cimitero del tempio di Sengakuji, attorno alla tomba del loro padrone, che essi avevano servito con perfetta fedeltà fino alla morte. In quel cimitero vi è pure un'altra tomba. Ricordate quel samurai di Satsuma che un giorno a Kyoto aveva insultato Ishii credendolo un dissoluto e un codardo? Bene,
comprese apprendendo l'esecuzione di Kira che aveva accusato a torto uno degli uomini più valorosi, commettendo così una grave ingiustizia. Poiché non gli era più possibile porvi rimedio, andò a fare seppuku sulla tomba di Oishi. Gli venne perciò tributato l'onore di essere seppellito accanto all'eroe al quale aveva voluto unirsi alla morte. Nel Giappone non esiste leggenda più popolare di quella di 47 Ronin. Essa ha ispirato molti drammi e molti romanzi. Alla fantasia giapponese piacque immaginarsi l'esistenza che ciascuno di quei prodi aveva voluto o dovuto trascorrere nel periodo intercorso tra la morte di Asano e l'esecuzione di Kira. Ma questa leggenda, che ha sempre profondamente commosso la sensibilità dei giapponesi, non è pura invenzione della loro fantasia, ma si riferisce a un fatto storico veramente accaduto, al principio del XVIII secolo. Il cimitero di Sengakuji esiste tuttora ed è meta di devoti pellegrinaggi. Esiste ancora il pozzo, quel bacino di vecchie pietre sbrecciate dove venne lavata la testa di Kira. Vi si trovano ancora la tomba di Asano e le 48 pietre gregge in piedi e allineati sugli alberi secolari. Molti giapponesi vanno a bruciare su quelle tombe delle bacchette d'incenso. Ormai sono 2 secoli che questo rito si ripete. I genitori conducono i loro bambini in quel cimitero al fine di dar loro, sul posto, una grande lezione di eroismo cavalleresco, di devozione e di fedeltà che giunge sino alla morte. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci.